paradiso. Una grande ovazione da parte dei 1500 cresimati trevigiani in piazza San Pietro ha accolto il saluto a loro rivolto da Papa Francesco. Arrivati a Roma il giorno di Pasquetta, i giovani, accompagnati da catechisti, animatori e dal vescovo di Treviso Michele Tomasi, per il tradizionale pellegrinaggio organizzato dalla diocesi, hanno partecipato all'udienza generale con il Santo Padre. Un momento che ha concluso la 3 giorni di preghiere e momenti di riflessione culminati con l'incontro con il pontefice. Papa Francesco! Ogni anno si conferma come un'esperienza molto positiva per i nostri ragazzi, dove scoprono, vivono, sperimentano la Chiesa diocesana e poi quella universale. Il nostro vescovo ci accompagna, si incontra il Papa. Al termine dell'udienza, Monsignor Tomasi, insieme agli altri vescovi presenti, ha salutato il Papa, che ha incontrato poi una rappresentanza dei giovanissimi pellegrini e ha donato loro un rosario. È stato un bell'incontro dove la nostra Chiesa giovane ha mostrato il suo volto bello, partecipativo, attento e soprattutto allegro. Anche Papa Francesco è stato colpito gioiosamente dal coro dei ragazzi e delle ragazze di Treviso e ha detto che vuole loro bene e io ho assicurato a lui